Guardate, faccio questo video di fretta e furia, che tengo proprio schifo nell'anima. Tu vedi perché sti 4 uomini munnez, avete capito buono? 4 uomini munnez, che a Milano hanno preso un anziano e per farsi 4 risate hanno preso questa persona e l'hanno gettata nel bidone dell'immondizia. Per si sentire un poco importante, guappe come si suol dire dalle nostre parti. Guardate questo video, che oggi è sfogato. Ma 4 risate. Hai una mano, Rosa, non sputare, stai consumando tutta la saliva, non sputare. Sentiamo sto povero anziano che per un video di TikTok che ho toccato in capo c'ha da venire a sti 4 guacciate hanno buttato l'umanità e dignità di una povera persona anziana nella spazzatura per ridere, per burlarsi. TikTok ha inguaiato la gente, però non manca colpa di TikTok, perché si sa, dietro le cose ci sta sempre a capire merda di qualcuno. È la stessa cosa, è come se utilizzassi questa testa invece di mettermi sui libri e studiare. Vogliamo essere una capata a mock. E senti anche poi nel video ridere, femmine, maschi. Una munnez. Siete la vergogna, un scorn di Napoli. Facete girare questo video, perché io spero che arrivi a sta gente di merda, genitori e persone di merda uguali a loro. Sto video c'ha da arrivare a mock. E le voglio dicere... Munnez! Così vi volete divertire? Perché non va facete con i più forti? Perché non avete preso qualcuno che vi faceva un mazzo tanto? Non facete ridere a nessuno. Vi dovete soltanto vergognare e dovete avere soltanto bisogno di uno psicologo o qualcuno che vi aiuti, perché state inguaiati. Questo vecchio poteva essere un padre di famiglia, un figlio per qualche donna, un vostro nonno, e ci sono persone tipo me che vorrebbero averli dei nonni con cui parlare, con cui passare il tempo. Ci sono persone che l'hanno perso, e se avessero fatto a voi, e se quando vi fate vecchi, spero che non ci arrivate, qualcuno vi è da munnez, oppure votano un vostro caro nella spazzatura, vi facessero 4 risate, ne munnez. Questo vecchio aveva più dignità di voi, rindo il bidone, che voi fuori al bidone. Siete più munnezzi sul bidone. State rovinati, che se farvi 4 risate avete bisogno di buttare qualcuno nell'immondizia. State accisa. E non fosse meglio di vivere depressi. Ma che schifo avete dentro, se per ridere avete bisogno di torturare qualcuno? Ma questo la dice tutta, di come siete rovinati, avete bisogno di qualcuno che vi porta e viette, però... Rinda una clinica. Spero che questo povero anziano possa capire e avere fiducia nel prossimo ancora una volta, e capire che Napoli non è soltanto questa, che ci sono persone per bene come me, come voi che guardate il video. Commentate, dite la vostra, fate leggere il vostro sostegno, diamo alle persone il modo di capire che il nostro popolo non è soltanto cronache e munnez in tutti i sensi, che a Napoli ci sta cuore, ci sta che siamo un popolo unito e forte e grande di animo, che per colpa di questa manica fatinta, anzi direi sta manica sacchetta, finiamo sulla cronaca degli giornali e siamo diventati zimbelli di tutti. E a voi, quattro munnez, spero che vi pigliano e vi ettano in da lucess e vi chiudono dentro insieme ai vostri padri che magari già stanno là, e così vediamo chi si fa 4 risate. E per ora incartatevi e già te va a gettare in da munnez, ti